Poi bentornati su Real Napoli Football. Dopo aver completato finalmente la formazione, ci manca solo l'Instrom, andiamo a tornare ad affrontare il campionato, che ripartiamo dalla divisione 6 dopo aver affrontato precedentemente la divisione 7. Proviamo a fare questi 9 punti il più velocemente possibile per arrivare in divisione 5. Io, perché rispetto alla scorsa stagione che ho giocato poco e purtroppo sono riuscito ad arrivare solo in divisione 4. In questo caso vorrei cercare di scalare un po' di più. In realtà il sogno sarebbe di arrivare finalmente in divisione 1. Ci proviamo, vediamo l'avversario di questa puntata, di questa giornata, di questo video. Napoli Real Madrid 2800 Napoli Real Madrid. Vediamo i nostri ragazzi come stanno. Osimhen, Messi intanto ancora non c'è la divisa nuova. Questa cosa, mamma mia ragazzi, mi fa proprio innervosire, porca puttana Eva. Vabbè, allora i nostri ragazzi stanno tutti bene, tutti on fire, benissimo. Anche i difensori cazzo, anche i sostituti stanno più o meno tutti bene. Va bene così, avanti Napoli. Non voglio vedere nemmeno la formazione avversaria. Attendiamo che ci faccia iniziare questa fantastica partita. Si parte subito. Questa cosa ci piace. Tutti ai blocchi di partenza in una giornata inaugurale che ha sempre un sapore diverso dalle altre. La linea del traguardo, Napoli Real Madrid. il modo in cui arrivarci è ancora tutto da decidere, ma è nella partita di oggi che dovrà ecco perché tengo al carico troppo in orecchio, volume troppo alto. Si parte, Osimhen muove il primo pallone per Lobotka, Mario Rui allarga, Kvara, appoggia per Zielo, di punta Lobo, Mario Rui, Kvara, Zielinski. Attenzione Lobotka, Di Lorenzo, palla per Politano che si imbriaca col pallone. La perdiamo, prova a ripartire il Real Madrid. Attenzione che fa una gran transizione, palla verso Messi, prova a chiuderlo, non mi ricordo di Mario Rui, ma Ossicar recupera palla, poi Zielinski allarga verso Krishna Kvaratskhelia. A titolare mio tra l'altro è Ossicar, non è manco Juan Jesus. Attenzione, Zielinski, proviamo a recuperare palla, riescono a farla girare bene loro. Ronaldo, grandissima chiusura di Rachmani, Lobotka, Zielinski, Osimhen allarga verso Politano che prova ad entrare dentro al campo. Politano si gira, dribbling di Politano, se ne va Politano, incredibile dribbling, il cross in mezzo di Politano, se la sa per buttare in porta Michael Neuer. Ostigard, no, che cazzo fa Ostigard, non ci credo. Rachmani prova a chiudere e chiude Giannino Di Lorenzo che appoggia a Meret, che stoppa e spazza verso Osimhen che allarga verso Kvaratskhelia che l'ha data di prima, Zielinski che prova ad andare dentro da Anghissà, colpito Kvara. Intanto attenzione, il Real Madrid secondo me rischia un po', proviamo a recuperare con Kvara, niente da fare, rimessa al fondo, rischia qui il Real. Neuer di lancia per Giannino Di Lorenzo, bravissimo Lobo, appoggia per Osimhen che gira subito a Politano che allarga, c'è che va dentro per Anghissà che cross in mezzo, c'è Osimhen, peccato, attenzione, recupera Osimhen, la mette dietro per Zielinski che sfonda la porta. Piotr Zielinski, magia di Osimhen che recupera palla a 1 centimetro dall'area e la dà dietro per Pietro Zielinski che festeggia così. Azione magica, in realtà no, azione di culo, ma ci portiamo in vantaggio contro il Real Madrid con un gran gol di Zielo. Attenzione Mario Rui, va sulla fascia Walker, prova a chiudere anche Zielo, Meret
rilancia lungo adesso verso Osimhen che deve svettare e appoggia per Politano che prova ad andare in profondità verso Osimhen. Osimhen chiuso dal difensore, attenzione Kvaratskhelia, prova sempre a ripartire dal basso, questa volta ci riesce Real, ma recuperiamo palla con Zielinski. Osimhen dentro per Anguissa che apre verso Politano che crossa di destro. Attenzione, brividi ancora qui per il Real Madrid. Kvaratskhelia prova anche a lui a ripiegare per dare una mano. Ostergaard su Ronaldo. Si ferma. Poi Mario Rui. Meret va lungo verso Osimhen. Prova a colpire, niente da fare. Attenzione, Lobotka a contrasto. Riesce a infastidire ma non a rubare palla. Mario Rui prova a chiudere su Walker, niente da fare. Rachmani, bravissimo. E poi Anguissa fa una mezza cagata, infatti perdiamo ancora palla. E poi ancora Di Lorenzo, errore ancora di Giannino. Facciamo errori veramente idioti io a volte, veramente stupidi. La palla è ancora lì, Anguissa chiude. Calcio d'angolo. Stiamo soffrendo inutilmente per degli errori veramente cretini al limite dell'area di rigore. Attenzione, Politano mette fuori di testa e poi Osimhen aspetta la palla e prova ad andarsene. Si ferma Osimhen, dribbling di Osimhen e poi non riesce a passarla, peccato. Anguissa, Osimhen dietro per Mario Rui che apre per Giannino Di Lorenzo che si trova dall'altro lato. Zielinski, Anguissa, il Real Madrid riesce a recuperare palla, molto aggressivo il Real, molto aggressivo. Attenzione Di Lorenzo ancora sull'altra fascia, adesso Mario Rui torna a coprire, prende palla e la dà Kvaratskhelia, prova il dribbling Kvaratskhelia, doppio dribbling, perde palla Kvara in una brutta zona di campo. Troppo leziosi in questa fase della gara, troppo leziosi. Prova a chiudere ancora Zielu, cross di Walker, Lobotka mette in calcio d'angolo. Stiamo rischiando troppo. Calcio d'angolo battuto del Real Madrid, c'è Mario Rui a contrastare di testa e poi Rachmani la mette fuori, prende palla Politano che prova ad allargare per Anguissa, si ferma Anguissa, prova a darla fuori, niente da fare, recupera Di Lorenzo e poi Zielinski prova a cambiare tutto, anticipato Kvaratskhelia da Walker. Neuer rilancia lungo, Ostergaard a contrastare su Ronaldo, ci riesce. Proviamo ancora a chiudere, partita molto bloccata a centrocampo e poi Ostergaard, fantastico. Anguissa prova ad allargare per Politano, ancora anticipato da Guillermo Arana. Qui Di Lorenzo invece fa un bel break e poi Politano prova il dribbling che era quasi riuscito, ragazzi, non riusciamo però a ripartire. Vinicius prova a tornare Anguissa e poi è Ostergaard senza né leggere né scrivere, ma recupera palla ancora il Real Madrid. Mario Rui, grande diagonale, rilancia, fine primo tempo ragazzi, 1-0 al momento, partita complicata, partita bloccata, abbiamo fatto un solo tiro, abbiamo segnato, quindi possiamo anche ritenerci relativamente soddisfatti, ma abbiamo costruito davvero poco. La cosa positiva è che siamo riusciti a non far costruire praticamente nulla al Real Madrid. Attenzione Zielinski, palla per Kvaratskhelia, prova il dribbling, ancora fermato Kvara e invece anche Mario Rui. Kvaratskhelia stava ancora in caduta praticamente, mi perde l'attimo. Zielu ancora a chiudere, fantastico Zielinski, palla per Kvaratskhelia, appoggia per Mario Rui che la dà ancora a Zielinski che va da Lobotka. Anguissa, fermato Anguissa. Zielinski ancora su Casemiro, Mario Rui, Lobo. Veramente partita bloccatissima a centrocampo ragazzi. Zielinski recupera ancora palla, poi Anguissa riesce ad aprire un po' per Politano che dribbla e la ridà ad Anguissa che appoggia Di Lorenzo che sta scendendo. Giannino Di Lorenzo vede Osimhen in mezzo all'area che colpisce, palla parata da Neuer. Abbiamo costruito qualcosa finalmente. Tanto qui Ronaldo per Vinicius, Rachmani, bravissimo. Anguissa, Zielinski anticipato. Adesso bisogna chiudere assolutamente. Ostergaard su Ronaldo, ci riesce. La palla arriva a Meret che rilancia lungo.
Osimhen prova a spizzare, ci riesce, ma Kvaratskhelia è troppo lontano dal pallone. Neuer, attenzione, break di Politano, dietro per Di Lorenzo, anticipato da Virgilio Van Dijk. Prova a tornare in Anghissà, grande anticipo di Ostigar. Mario Rui, Zielinski allarga per Kvicia, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, dentro per Zielo, si ferma ancora Anghissà allarga per Politano, dribbling di Politano, appoggia ancora Kvaratskhelia, dentro 1-2, Anghissà non arriva sulla palla, attenzione Kvaratskhelia, prova il tiro, niente da fare, Zielinski fermato ancora a centrocampo. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Prova a riattaccare Real Madrid, attenzione, dentro palla per Casemiro, chiude Ostigar, poi appoggia per Di Lorenzo che la dà lunga verso Politano, dribbling di Politano che cambia tutto verso Kvicia, Kvaratskhelia prova il dribbling, fallo laterale per il Real Madrid, attenzione, Mario Rui, Ostigar, Zielo, Lobo, Anghissà, largo per Politano, palla debole di Anghissà, ma Politano ci arriva e allarga poi per Di Lorenzo che cross in mezzo, c'è Osimhen che incorna, palla fuori di un nulla, stiamo costruendo molto più del Real Madrid, molto più del Real Madrid. Potremmo anche fare qualche cambio, attenzione, Ostigar, Anghissà, prova a metterci la testa, Osimhen non riesce poi a perfezionare il recupero palla, attenzione Lobo, prova a chiudere, da una mano alla difesa, Lobotka, bravissimo, Rachmani, Anghissà, Di Lorenzo, Politano dentro per Osimhen che la ridà Politano sulla fascia, grande azione in questo caso del Napoli, attenzione Politano, troppo lento e lezioso qui, torna Giannino Di Lorenzo, da una mano Lobo, non ci riesce Ronaldo, attenzione, deve chiudere Mario Rui su Messi, dribbling di Messi, attenzione, entra Bonaventura, chiude Ostigar che allarga poi per Di Lorenzo, che appoggia Politano, dentro per Anghissà, si gira Anghissà, dentro Zielinski, errore di Anghissà che doveva andare direttamente dentro, non ci è riuscito, Ostigar ancora, troppo precipitosi qui, attenzione, chiude ancora Rachmani e poi Anghissà allarga per Mario Rui che la dà ancora larga verso Kvara, palla fuori. Possiamo fare qualche sostituzione, ragazzi, stiamo tenendo, servono secondo me un po' di forze fresche. Mettere Juan Jesus al posto di Ostigar e rimandiamo l'esordio di Nathan. Kajust non lo so, potrei farlo anche esordire, vediamo. Anche perché c'è un po' di stanchezza lì, Elmas sta a terra, sì, esordio di Kajust ragazzi, al posto di Anghissà, lo vedo molto stanco, e Politano non sta giocando malissimo, quasi lo lascerei, Osimhen lo lascio assolutamente, Zanoli, il capitano è on fire, facciamo solo questi due cambi, quindi Kajust, facciamo giocare al posto di Anghissà e Juan Jesus al posto di Ostigar, è un po' stanco, anche se ragazzi Ostigar stava giocando molto bene secondo me, molto bene, ma va bene così, avanti Napoli come si suol dire. Mario Rui, Juan Jesus, Zielinski, Lobo, eccolo qui Kajust che allarga verso Di Lorenzo, bella allargo di Kajust, Di Lorenzo prova a darla a Politano, Lobotka dietro incredibilmente Rachmani, poi Juan Jesus vede dietro Lobotka che appoggia per Osimhen, Zielinski e va subito da Kvaratskhelia, bella azione manovrata, Kvaratskhelia prova il cross, Neuer, Mario Rui appoggia per Zielo, dentro per Mario Rui, attenzione Mario Rui, il cross in mezzo, c'è Osimhen, niente da fare, Zielinski poi Piotr Zielinski segna il 2-0, la doppietta personale di Zielo, ragazzi, aveva iniziato lui con una magia,
Attenzione Osimhen, Kvaratskhelia, break, prova ad andare da Osimhen in profondità, dentro per Osimhen, che entra Osimhen! La parata di Neuer, Politano poi dentro per Di Lorenzo, Zielinski, prova ad entrare Zielo dentro per Kajust, che sbaglia il colpo del KO. Kajust, Mario Rui, azione Lobo, ancora Zielinski, palla per Mario Rui, allarga per Krishak, Kvaratskhelia, non riesce a dribblare, Mario Rui recupera palla, va da Lobotka, largo verso Politano che mette giù il cross di Politano per Osimhen, e Neuer ci mette una pezza. 2-0 al Real, ragazzi, con doppietta di Zielinski, partita dominata, difesa impenetrabile, 8 tiri noi, 0 loro, 3 punti, e alla prossima proviamo ad arrivare già a 6.